Dallo studio della carovana dei ghiacci di Legambiente, il ghiacciaio della Marmolada in coma irreversibile sparirà tra meno di 20 anni. Lo spessore si sta assottigliando ad un ritmo di 7 centimetri al giorno. Maltempo nella bassa padovana, ruspa al lavoro a Monselice per la colata di detriti dal Monte Ricco che ha invaso le strade di accesso ad alcune case, conta dei danni anche ad est per gli allagamenti. Esplosione nella notte in una stazione di servizio di Zero Branco, bandito incappucciato fa saltare in aria la colonnina del distributore, danni ingenti, in un video il momento dello scoppio. Caso Rebellin, il PM chiede 5 anni di reclusione per il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo vicentino, sentenza il 14 ottobre. Dopo l'addio a Filippo Zanin, fissati anche i funerali di Francesco Favilli, il 44enne manager dell'azienda Scarpa di Asolo, precipitato il 3 settembre dalla parete sud della Marmolada. Lupo tra i partecipanti al Festival Celtico sulle grave del Piave a Cimadolmo, il video dell'animale tra tende e camper, per la sua cattura dovrebbero essere ore decisive. Le emittenti di Media Nord-Est e il direttore Luigi Baccialli ricevono a Venezia il premio internazionale Donne d'Amore per la costante attività sul territorio delle nostre emittenti nel contrasto alla violenza sulle donne. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, studio shock della carovana dei ghiacci di Legambiente, il ghiacciaio della Marmolada in coma irreversibile, sparirà tra meno di 20 anni. Lo spessore si sta assottigliando ad un ritmo di 7 centimetri al giorno. I dati rilevati da Legambiente e dal Comitato Glaciologico Italiano parlano chiaro. C'è un coma che pare essere irreversibile della regina delle Alpi, in ghiacciaio della Marmolada, e quindi rischiamo davvero di vedere scomparire per sempre quello che nell'immaginario collettivo di tutti era un ghiacciaio perenne, qualcosa che avremo per sempre avuto a disposizione. Questa è la tragica fotografia che emerge dalla quinta carovana dei ghiacciai di Legambiente. Con la crisi climatica dal 1888 il ghiacciaio della Marmolada è arretrato di 1200 metri e negli ultimi 5 anni ha perso 7 ettari di superficie, pari a 98 campi da calcio. Il ghiacciaio della Marmolada potrebbe scomparire. Sulla Marmolada purtroppo l'ultima tappa del nostro viaggio del 2024 abbiamo registrato una situazione particolarmente critica, un fenomeno irreversibile che in questo momento è in atto, che ha portato negli ultimi 100 anni, potremmo dire 150 anni quasi, questo ghiacciaio a perdere la gran parte della sua massa, ma soprattutto negli ultimi 5 anni, dal momento in cui noi abbiamo cominciato la nostra iniziativa, questo fenomeno si è molto accelerato. Questo ci ha portato a concludere anche oggi, in occasione della conferenza stampa, che da qui al 2050 probabilmente questo ghiacciaio non esisterà più se non qualche residuo. Una condanna a morte che il ghiacciaio della Marmolada condivide con i 2 ghiacciai più grandi delle Alpi, quello dell'Adamello, situato tra Lombardia e Trentino, e quello dei Forni in Lombardia, tutti e 3 posti sotto i 3500 metri. Preoccupa anche l'assottigliamento del ghiaccio, che arriva a punte di 7 centimetri al giorno. Questi fenomeni hanno dirette conseguenze, così l'abbiamo visto chiaramente anche in altre zone dell'arco alpino, penso per esempio lo scorso anno in Valle d'Aosta o sul tratto piemontese e lombardo, hanno conseguenze dirette anche più a valle, sia in dimensioni di rischio idrogeologico che incrementa, ma anche in dimensioni di carenza idrica. La tragedia del 3 luglio del 2022, che costò la vita a 11 persone, deve essere da monito. Contenere l'innalzamento della temperatura media è un obiettivo che va posto al centro dell'agenda politica, sottolineano i vertici di Legambiente. Dobbiamo reagire e dobbiamo farlo attraverso un cambio di paradigma dell'approvvigionamento energetico. Significa uscire dal consumo e uso di fonti fossili quali petrolio, carbone e gas e passare definitivamente nell'era delle rinnovabili. Continuiamo con il maltempo. Le forti piogge che hanno caratterizzato il pomeriggio di ieri hanno causato disagi nella bassa padovana. A Monselice una colata di detriti è scesa nella zona di Monterico, invadendo le strade di accesso ad alcune case.
ancora una volta come a maggio, perché sia in via Sorana dove siamo ora, sia in via Pignara, sia in via Isola Verso Monte ci sono state delle colate detritiche dovute al trasporto da parte dell'acqua di alcuni detriti che erano rimasti sui calti. E la situazione però è un po' più complessa, nel senso che c'è tutto un sistema di scarichi, di calti, di briglie e quant'altro che deve essere rivisto. C'è anche purtroppo poca manutenzione da parte dei privati nei boschi privati, ce ne sono moltissimi sul Monte Ricco. Almeno 80 mm d'acqua in un tempo brevissimo, troppa per i calti del Monte Ricco. I ruscelli che convogliano verso valle le acque piovane non riescono a smaltire quantità che da eccezionali stanno diventando normali e trascinano a valle sassi, fango, legname. Dopo maggio, quando via Sorana è stata chiusa, la scena si è ripetuta anche nel pomeriggio di domenica. La strada laterale, sgomberata nella notte, era letteralmente invasa. Qui 2 famiglie, in via precauzionale, sono state invitate a uscire di casa. Mamma e figlia hanno accolto l'invito, una seconda famiglia ha preferito rimanere nell'abitazione per cercare di difendere la proprietà dall'acqua. Il cessare delle piogge e il sole hanno fatto rientrare in parte l'emergenza. Via Sorana in queste ore rimane chiusa al traffico per permettere le operazioni di pulizia e i sopralluoghi dei tecnici di regione e comune. Al termine del briefing volante con la prima cittadina, l'annuncio dei provvedimenti. Avevano già fatto un intervento a maggio e appunto finché eravamo qui in questi minuti ci hanno confermato che anche il secondo intervento di 50.000 euro che riguarda proprio questo fronte del Monte Ricco è stato sbloccato e quindi verrà realizzato il prima possibile. E la violenta precipitazione ha colpito anche l'area di Este, dove si sono registrate diverse criticità con scantinati allagati e la chiusura del sottopasso della zona artigianale. Vediamo i tombini che si sono alzati dal suolo, dalla forza dell'acqua. I fossati sono pieni. Il documento dell'appassionato di meteo Luca Tecchiato è stato girato nel pomeriggio di ieri. Era questa la situazione dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta nell'area del comune di Este, colpendo in particolare la zona di Pra e Deserto, a cui si riferiscono queste immagini. Allagati i campi, i tombini faticano a drenare la quantità d'acqua caduta in pochissimo tempo, con strade che per alcune ore si sono trasformate in torrenti e alcune famiglie che hanno dovuto combattere con l'acqua che ha invaso scantinati e abitazioni. La situazione in queste ore è tornata alla normalità con i fossati che già dalla notte hanno iniziato ad abbassare i loro livelli. Resta per ora chiuso, informa l'amministrazione comunale, il sottopasso di Via Ferro in zona artigianale che in caso di precipitazioni simili diventa bacino di laminazione naturale per tutta l'area. Ed ha lasciato una scia di danni l'ultima ondata di maltempo anche nel Veneziano, a Cavallino strade allagate anche di 40 centimetri per il nubifragio, a Salzano una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un condominio. Alberi abbattuti e allagamenti. Sono decine le segnalazioni di danni in provincia di Venezia per l'ultima ondata di un maltempo che ultimamente si abbatte con sempre più forza sul territorio. Cavallino Treporti, ad esempio, è stato investito da un nubifragio che ha allagato alcune strade anche di 40 centimetri, costringendo all'installazione di paratie davanti alle porte. D'improvviso si è alzato un vento un pochettino più forte e abbiamo visto volare foglie, rami e quant'altro. È stata una cosa velocissima, abbiamo chiuso tutti i serramenti, però in frazione di pochi minuti non riusciamo nemmeno ad aprire le finestre perché eravamo sotto pressione all'interno della casa e abbiamo sentito dei rumori fortissimi e capito che era una tromba d'aria. È a Salzano, seppur in un'area limitata, che l'ultima ondata di maltempo ha colpito con più violenza, una forza tale da scoperchiare il tetto di un condominio in via Spinelli. Ma del quasi centinaio di chiamate che hanno tempestato i vigili del fuoco in provincia di Venezia, la maggior parte proveniva dal Lido per la difficoltà dei tombini a scaricare l'acqua piovana. Dagli Alberoni, questa è via della Droma, lungomare Marconi, quindi anche la cittadella del cinema, fino a via Malamocco, via Sandro Gallo e Città Giardino. Sembrava che le nuvole fossero anche abbastanza tranquille, la pioggia era irrisoria, in quel momento là, a un certo punto, si è sviluppata questa tromba d'aria che fortunatamente ha coinvolto solamente un edificio, però i pannelli solari che c'erano sotto sono volati via, sono andati a finire sulle abitazioni limitrofe. A Sazzano il sindaco Luciano Betteto è tornato a compiere un sopralluogo in via Spinelli, dopo una notte in cui i vigili del fuoco di Mestre Treviso sono dovuti intervenire con 3 mezzi, tra cui 2 autoscale, per un evento rapido quanto dannoso.
possono provocare danni tremendi, specialmente come sono successi qua agli appartamenti sopra, che purtroppo hanno avuto delle grosse infiltrazioni di acqua tutta stanotte, tanto è vero che ieri sera sia con la protezione civile sia con i vigili del fuoco siamo stati qui fino a tarda sera per coprire col tellone, come si vede alle spalle, per evitare appunto questa infiltrazione di acqua, perché è piovuto fino a questa mattina. Siamo alla cronaca dal Trevigiano, deflagrazione nella notte in un distributore di Zero Branco dove un ladro è entrato in azione utilizzando la tecnica della marmotta. In fumo però è andata anche buona parte delle banconote e caccia all'uomo. La deflagrazione è potentissima quando sono le 3:20 nel cuore della notte in questo distributore Eni in via Kennedy, a poche centinaia di metri in linea d'aria dal centro di Zero Branco. La tecnica utilizzata è quella della marmotta, ovvero un ordigno artigianale costituito da una lastra di ferro con fissato un congegno esplosivo che viene infilato a forza nella fenditura solitamente destinata all'emissione delle banconote, in questo caso la colonnina dell'automatico. Così ha fatto il ladro, sorpreso anche dalle telecamere, che però evidentemente ha fatto male i conti, perché buona parte del bottino è andato in fumo, banconote come coriandoli, 200 massimo 300 gli euro asportati. Un colpo violento nelle modalità, anzi violentissimo, ma alquanto maldestro nell'esecuzione. Dalle telecamere sembrerebbe che l'uomo incappucciato, ma con il viso parzialmente scoperto, abbia armeggiato diversi minuti prima di venirne a capo. Di certo resta la devastazione. L'esplosione è stata così potente che la cassa ha squarciato la colonna dell'antincendio, pezzi sono finiti anche nella vicina vetrata, danneggiata pesantemente la copertura della stazione che è stata così transennata. Il giovane Vasile è arrivato al lavoro nel bar dell'impianto alle 6 del mattino. A quanto pare sì, è stato molto potente, sì, per fare un danno del genere. Si vede che dall'esplosione sono volati pezzi dappertutto. Sì. Probabilmente il ladro è entrato in azione dai campi e ha operato in solitaria, ma non si esclude possa essere stato raggiunto da un complice che lo ha aiutato nella fuga. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, che hanno raccolto in giornata le denunce di proprietario e gestore dell'impianto. Al setaccio ancora le telecamere. Tra clienti e avventori serpeggiano rabbia e preoccupazione. È gravissimo, no grave, perché quando chi ciappa qualche duni e che vuole più bene ancora, serve dargli come si può dire, un insegnamento a sti 4 delinquenti che perché fa solo che danni e basta. Mi auguro che la giustizia faccia il suo dovere. Tutto qua. Ed ora nel Vicentino caso Rebellin, sentenza rimandata ad ottobre. Oggi l'udienza in tribunale a Vicenza che ha visto imputato il camionista tedesco accusato di omicidio stradale. Il pubblico ministero ha chiesto 5 anni di reclusione. 5 anni di carcere, questa è la richiesta del PM nel corso dell'udienza del processo per la morte di Davide Rebellin. Sono stati sentiti come previsto il consulente della difesa e il consulente del pubblico ministero, hanno discusso sulla dinamica, su un eventuale concorso di colpa di Rebellin, sulla visibilità o meno di Rebellin. È stata chiusa l'istruttoria, il collegio ha dato la parola alle parti, quindi si è tenuta la discussione. Al termine della discussione, visto anche l'orario, in quanto si è discusso a lungo, è stato disposto un rinvio al 14 ottobre per eventuali repliche e la lettura della sentenza. Il collegio sicuramente in queste settimane approfondirà la vicenda e poi appunto emetterà la sentenza. Un'udienza tecnica quest'oggi per il processo che ha visto imputato il camionista tedesco 64enne Wolfgang Rieke, accusato di aver travolto e ucciso il 30 novembre 2022 in una rotonda di Montebello Vicentino Davide Rebellin, l'ex campione di ciclismo di Lonigo, mentre si stava allenando in bicicletta. L'udienza odierna era stata fissata il 24 giugno scorso, dopo che all'imputato erano stati revocati gli arresti domiciliari a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava. A maggio, infatti, l'uomo era stato colpito da ictus ed era stato ricoverato in un ospedale in Germania. A dicembre del 2023 il GIP di Vicenza aveva respinto la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 11 mesi presentata dalla difesa. Il camionista tedesco era accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga.
Oggi sono stati sentiti i periti che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Il prossimo 14 ottobre in tribunale i legali si attendono la lettura della sentenza. Sono stati sentiti i due consulenti, gli ingegneri che hanno ricostruito l'incidente, quindi sia quello della procura che quello della difesa. L'udienza è stata abbastanza veloce, è durata un paio d'ore, 2 ore e mezza. Alla prossima udienza del 14 ottobre verrà data lettura della sentenza emessa dal Tribunale. Sì, la prossima udienza è fissata appunto per eventuali repliche e per lettura del dispositivo della sentenza. Dopo l'addio a Filippo Zanini fissati anche i funerali di Francesco Favilli, il 44enne manager dell'azienda Scarpa di Asolo, nativo di Pordenone e residente a Masere, precipitato con l'amico il 3 settembre dalla parete sud della Marmolada. L'addio giovedì alle 10 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, dove si trova la sua famiglia. Francesco era una persona estremamente umile e sempre disponibile, raccontano i colleghi, anche di fronte ai naturali momenti di tensione che ci possono essere durante una giornata lavorativa. Aveva sempre il sorriso stampato sul volto, ti trasmetteva tanta tranquillità e ti guidava passo per portare a termine i progetti nel miglior modo possibile. Ed ora parliamo del lupo, perché il lupo tra i partecipanti al Festival Celtico sulle Grave del Piave a Cimadolmo in provincia di Treviso. Il video dell'animale tra tende e camper per la sua cattura dovrebbero essere ore decisive. Sulle modalità i sindaci si dividono. Lupo tra le tende e i camper del Pfefferkorn, il festival di musica folk celtica sulle Grave del Piave a Cimadolmo. Fine settimana di concerti con ragazzi da tutta Italia e dall'estero accampati sulle rive del fiume, e il lupo è stata una presenza assidua. Era diventato un po' un'icona del festival da subito, mettiamola così. Avete avuto paura? Ma sinceramente non più di tanto, perché non c'era un comportamento, diciamo, troppo ferale, anzi sembrava lì per lì anche un animale domestico, poi ci si rendeva conto facilmente che non lo era. È stata la prima volta, è stato anche bello, preoccupante un po' perché si avvicinava davvero tanto all'essere umano, quindi magari è un lupo che in qualche modo è stato abituato, non ho idea. Già ho visto un branco tempo fa, però ero in macchina, quindi decisamente diverso di trovarlo dietro la sedia mentre campeggio la sera, così tra una chiacchiera e l'altra. Quindi sì, ha fatto un bel effetto, un attimo di spavento, ma qua, l'avevo qua. Lupo che più che cercare cibo provava ad attirare l'attenzione, dicono i partecipanti, prendendo in bocca ciabatte, lattine di birra, bottiglie d'acqua, come si vede nel video. Ma in uno dei profili social della manifestazione c'è anche chi accusa di essere stato morso a un polpaccio, in realtà senza eccessive conseguenze, mentre con un oggetto cercava di scacciarlo. Il Piave a Cimadolmo l'animale lo ha comunque battuto in lungo e in largo, come conferma il sindaco Giovanni Ministeri. L'ultimo rilevamento che abbiamo fatto è stato sabato notte lì alla festa alla Voluntas, poi la domenica alle Calandrine. Il lupo tende a socializzare, ma non si sa mai la reazione, quindi le persone devono stare un attimo attento. So che da stamattina dovrebbero intervenire per cercare la cattura, spero che sia una cattura tranquilla, evitando dichiarazioni che sono fuori luogo, in modo tale che si vada a tutelare sia l'animale che venga riportato nel suo habitat naturale. Riferimento non casuale all'uso del piombo invocato per i lupi di montagna dal presidente della Commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo, su cui Ministeri è categorico. Se si apre il varco di dare alle persone la possibilità di andare a fare sommariamente gli abbattimenti, se non siamo nel Far West, siamo in un paese civile. Io ho detto semplicemente che il lupo va gestito e per gestirlo è proprio il contrario del Far West. Se c'è qualcuno che gestisce il lupo si evita che qualcuno sbagliando possa magari farsi giustizia da solo o cercare di risolvere il problema da solo. Tra i sindaci del Piave ci si divide tra la linea più morbida e le posizioni drastiche. Se si riesce a catturare e a reinserire, meglio. Poi comunque non spetta a me questa decisione. Sì o no la caccia di servizio? Se è una situazione che può creare pericolo, sì, assolutamente sì. Le parole del direttore Alberto Barbera hanno puntato i riflettori su un tema non nuovo che torna quasi ogni anno alla fine del festival: prezzi troppo alti delle camere e alcuni presunti casi di speculazione. Caro Alberto, è tutta colpa tua perché sono venute a Lido migliaia e migliaia di persone.
Bravissimo. Così gli operatori economici rispondono con il sorriso al direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che ha posto l'attenzione su un tema non nuovo: limiti logistici del Lido ai prezzi alti, in qualche caso eccessivi, tanto da apparire come speculazioni. E c'è anche la segnalazione di un appartamento affittato in nero a 7 ragazzi a 3.850 euro con solo 4 letti. Poi Barbera chiarisce: mostra legata al Lido in modo indissolubile, ma credo che il limite a questa crescita costante che è avvenuta nel corso degli anni siano i limiti, come dire, oggettivi di questo luogo, no? La difficoltà dei trasporti, le difficoltà legate a trovare camere d'albergo e appartamenti liberi e accessibili a prezzi purtroppo crescono di anno in anno, e quindi non so cosa ci aspetta per il futuro, mi auguro che si possa continuare ancora a crescere. Per gli operatori economici lidensi tutto rientra nella legge non scritta tra domanda e offerta. E dove c'è molta richiesta il prezzo sale, magari qualcuno ha un po' calcato la mano. Io ho parlato anche con dei miei ex colleghi ristoratori, mi dicono che le materie prime sono aumentate quasi il doppio. Le spese fisse di elettricità, di gas è lo stesso, quasi del 50%. Probabilmente c'è stata una richiesta incredibile. Prima mostra del cinema anche per il nuovo presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che nel breve volgere di un festival ha accolto 2 ministri dei beni culturali del nostro governo. 12% in più di biglietti e abbonamenti, e facciamo un appello, me lo consentirai, facciamo un appello: basta quei biglietti omaggio, con lo sfruttare la produzione culturale e artistica. La produzione culturale e artistica è lavoro. Infine un saluto dalla mostra sulla terrazza dell'Excelsior, guardate un po' da chi. Spettatori di Antenna 3, ciao a tutti, ciao Cipollini, ricordatevi, Capodanno tutti da me. Il network Media Nord-Est e il direttore Luigi Bacialli hanno ricevuto a Venezia il premio internazionale Donne d'Amore per la costante attività sul territorio delle nostre emittenti Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV12 nel contrasto alla violenza sulle donne attraverso un'informazione attenta e curata. Giunto alla sua 11ª edizione, il premio Donne d'Amore è stato conferito durante una cerimonia al Grand Hotel Palazzo dei Dogi per l'impegno quotidiano profuso nell'informazione sul contrasto alla violenza contro le donne. La motivazione ufficiale del premio, che il direttore Bacialli ha voluto condividere con tutti i giornalisti e le giornaliste di Media Nord-Est, capaci di raccontare con puntualità e rispetto della verità la piaga della violenza sulle donne e dei femminicidi che purtroppo continuano a insanguinare anche la nostra regione. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, subito dopo le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.